Sarà un Natale di speranza e carico di attesa per i circa 22.500 precari della pubblica amministrazione in Sicilia. Sentimenti che si trascinano addosso da oltre un ventennio, precari di comuni, ASP, regione, università, camere di commercio, IPAB e di una miriade di enti del sottobosco dell'amministrazione pubblica siciliana, tutti in attesa dell'approvazione di legge al Parlamento nazionale e all'ARSE che possano garantire il proseguo del loro lavoro. Positivo già il primo passaggio con l'approvazione alla Camera della legge di stabilità che contiene la norma salva precari siciliani, ma il percorso è ancora lungo nonostante il tempo stringa. La legge deve andare lunedì al Senato e poi occorre che al lavoro si metta subito l'Assemblea regionale per approvare la norma collegata a quella nazionale, garantendo così le proroghe per tutti. La soluzione individuata è quella della deroga al patto di stabilità per tutti i comuni e lo slittamento al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale gli enti locali potranno procedere alla ricognizione dei loro organici, inizialmente fissato per la fine di quest'anno. C'è voluto un subemendamento dei deputati agrigentini del PD, Angelo Capodicasa e Maria Iacono, se è stato possibile lo slittamento. I numeri del precariato nelle amministrazioni pubbliche siciliane sono impressionanti. Soltanto nei comuni ci sono ben 15.417 lavoratori a termine, a questa platea si aggiungono 3.080 contratti di altri enti, sempre pagati dalla regione. Personale al tempo che lavora in aziende sanitarie provinciali, camere di commercio, ex consorzi ASI, IPAB, IACP, poli universitari, ATO idrici, CEFPAS, consorzi di bonifica, ACI e istituto zooprofilattico. A questi si sommano 608 contrattisti che lavorano negli uffici della regione per la precisione alla protezione civile, al Dipartimento Ambiente e a quello Acque e Rifiuti. Ma la platea del precariato pubblico siciliano non finisce qui. A questo bacino occorre aggiungere i 6.000 ASU impiegati in parte nei comuni, in parte in altri enti come le IPAB e perfino le parrocchie. La spesa complessiva affrontata dalla regione per queste figure è di 300 milioni di euro. Ma la mappa del precariato continua, perché legati alle norme in discussione a Roma e a Palermo sono anche 2.000 medici e infermieri degli ospedali dell'isola, alcuni dei quali tengono in piedi interi reparti, lavoratori ormai indispensabili per il funzionamento di uffici e organismi.